Avevano manifestato alcuni lievi sintomi i giocatori della prima squadra del Petrarca Rugby che si sono sottoposti a tampone rapido. Per loro il risultato è stato positivo. Pur assenti sabato scorso durante l'ultima partita di Coppa Italia, per tutta la prima squadra sono scattate le misure di prevenzione. Tra lunedì e martedì 42 atleti e una decina di persone dello staff si sottoporranno a test molecolare presso la clinica di malattie infettive dell'ospedale civile di Padova. Sospesi per ora tutti gli allenamenti, non solo per i giocatori della prima squadra, ma anche della Serie A, dell'Under 18 e di tutto il settore giovanile. Una misura di prudenza, spiega la direzione, in attesa dei risultati dei test per cercare di far fronte nel miglior modo possibile alla situazione. Non essendoci contatti diretti tra il settore giovanile e la prima squadra, è probabile che gli allenamenti per i ragazzi possano riprendere a partire da mercoledì, mentre per la prima squadra scatterà il protocollo previsto a livello nazionale.